Sulaiman Hijazi, ex portavoce della comunità palestinese musulmana in Sardegna, comunque attivista palestinese in Europa. Raccontaci un po' la situazione della Palestina di oggi. La Palestina sta soffrendo molto in questi giorni, da 60 giorni che è iniziata una nuova rivolta, una nuova intifada, dove i palestinesi hanno perso più di 103 persone e purtroppo la maggior parte di questi sono ragazzi di meno di 20 anni. La Palestina sta sempre circondata da soldati e sempre è peggiorata molto la situazione. Abbiamo 663 checkpoint, cioè posti di blocco ormai, e il muro è sempre in costruzione. Purtroppo la situazione si sta peggiorando sempre di più. Però c'è una cosa diversa in questa rivolta, che praticamente quello che sta combattendo in questi giorni sono i giovani, e questo dà una speranza, ma nello stesso momento dà un sentimento di disperazione, perché se i giovani vanno a combattere, e quelli, soprattutto quelli di 15 anni, di 16 anni, vuol dire che hanno perso la speranza, ed è una cosa molto grave questa, e perdere la speranza per un giovane vuol dire che ha perso la speranza tutto il popolo, non soltanto i giovani. Questi sono anche tempi di islamofobia, vuoi fare una battuta su questo argomento? Purtroppo in Italia, io ora vivo a Roma, quindi i musulmani in questi giorni stanno subendo veramente un vero attacco mediatico, e in questi giorni a Roma si stanno attaccando tutte le moschee, e ho paura che stiamo andando verso una strada molto sbagliata, ed è quella di chiudere le moschee, perché le moschee sono l'unico posto che possono garantire la vita quotidiana di tutti gli immigrati, tutti i musulmani, ed è l'unico posto sicuro per tutti i musulmani, e dovrebbe essere anche un posto sicuro per gli italiani stessi, dove non si rischia di terrorismo e di violenza. Purtroppo i media italiani stanno portando a una fase nuova di odio, di fomentare sempre di più la paura fra la gente, ed è quello che cerchiamo di combattere, cioè cerchiamo soprattutto di vincere questa battaglia, che non è per niente facile, però diciamo che siamo in mezzo a voi, siamo in mezzo ai cittadini per fare questo ruolo. Vuoi fare un saluto in arabo per la pace? Assalamu alaikum a tutti i miei amici sardi. Vorrei in particolar modo salutare i miei amici sardi, perché io in prima persona sono un palestinese, ma mi considero anche mezzo sardo, quindi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Grazie. Grazie a voi. Roberto Loddo del Giardino di Clara, che anti concordava questa bella mostra de fumettos. Si da presenta Sanu Paghedo, Roberto. Questa mostra de fumettos è partita da un'idea di 4 anni fa, quando io ho fatto su mesi dei diritti umani, un mese di iniziative per gestire tutti i diritti esistenti in sul mondo, che si celebrano su 10 dicembre in la Dichiarazione Universale dei diritti degli esseri umani. Su comune di Assemini di decidio di aderire a su mesi dei diritti umani, poi ho lì ad organizzare un confronto, un attopio, pochissimi di immigrazioni, pochissimi dei nuovi cittadini
italianos, poi questionai de tolleranza, poi questionai de totus is argomentus che funti meda attuali, e soprattutto dopo is attentaus terroristicus che ci funti stetius in Italia e in su mondo. S'idea de gusta picciocchedda attacco a Ben Mohammed che esti romana ma proviene da Tunisia, partiti proprio da questa idea di incontro e di confronto con culture diverse. Allora, Taqwa, raccontaci un po' la tua storia. Io, vabbè, sono romana d'adozione e tunisina di nascita. Sono arrivata qui quando avevo 8 anni perché mio padre era rifugiato politico in Italia a causa della dittatura in Tunisia, quindi era esiliato politico. E sono venuta qui essenzialmente per conoscere mio padre, poi siamo rimasti qui a causa della dittatura comunque che c'era in Tunisia. E ho iniziato a studiare nelle scuole, ho imparato l'italiano, insomma è stato abbastanza facile integrarmi. Finché non è arrivato, diciamo, il famoso 11 settembre che ha cambiato la vita un po' di tutti, soprattutto diciamo, la vita dei musulmani. Ricordo che avendo 2 sorelle più grandi di me, loro già portavano il velo e ho notato il cambiamento degli sguardi delle persone nei loro confronti. Prima e dopo 11 settembre c'era una grandissima differenza. Quindi ho voluto provare di mettere il velo un giorno, andare a scuola in prima media, vedere se quello che succedeva a loro succedeva anche a me. Così è successo, mi hanno chiamata talebana, terrorista, non sapevo neanche cosa significava, era un altro bambino che me lo diceva, neanche lui lo sapeva perché sono andata a chiederglielo. E lì è iniziato tutto il mio attivismo nelle associazioni di volontariato, giovanili e il fumetto intercultura, insomma l'ho iniziato qualche anno dopo, trasformando appunto l'attivismo in un progetto di comunicazione attraverso l'arte, insomma quello che mi riusciva meglio. Ci racconti un po' questa mostra che presentiamo oggi? La mostra di Woman Story, in realtà il Woman Story è ispirata al titolo di una storia che ho scritto sulle donne rivoluzionarie durante la dittatura di Ben Ali. Però racconta, diciamo, un personaggio che ha vissuto sia lì che qui, diciamo, la storia di una donna, di una ragazzina che come vive la sua quotidianità in Occidente, insomma da occidentale. Le discriminazioni che riceve giornalmente, causati più che altro da un'ignoranza, da un generalizzare a livello forse mediatico, forse politico, non si sa. E questo, diciamo, raccontare la quotidianità di una donna con il velo ed è tutto un insieme di racconti che sono esposti un po' in giro. Luca Bauccio è un avvocato esperto all'informazione che difende la comunità dei musulmani in Italia. Ti chiederei, Luca, di presentarci un po' questo clima di islamofobia che stiamo conoscendo di questi tempi. È un clima che tutti noi respiriamo e che tutti noi soffriamo. La giusta esecrazione verso il terrorismo diventa, come per magia, un'esecrazione e paura verso le persone, verso la religione, verso il modo di essere di milioni di persone nel mondo che vivono in modo pacifico, in modo tollerante, rispettando la diversità degli altri e chiedendo rispetto per se stessi. Purtroppo accade invece che giornali, TV, alcuni, approfittino di questa situazione per lanciare il proprio urlo contro una religione, titolare islamici bastardi, dare la caccia all'islamico, non comprendendo che questo è il regalo più grande che si possa fare ai terroristi e all'ISIS, che vogliono proprio questo, vogliono lo scontro fra 2 mondi che non sono distinti, ma che vogliono rendere distinti proprio attraverso la religione. Il mio compito è proprio quello di far valere anche nei tribunali il diritto alla identità, il diritto al rispetto e il diritto alla dignità. Doreide è il presidente dell'associazione Sardegna Libano, è naturalmente anche un musulmano, quindi io vorrei chiederti come vivi da musulmano questi tempi un po' difficili per i musulmani. Allora, al primo impatto l'abbiamo vissuta con un po' di attenzione, adesso con più di serenità, dal momento che non ci deve imprimere su di noi l'islamofobia che viene creata dai mass media presenti qua nel territorio nazionale. Noi in quei giorni, certo, parliamo del problema che è successo a Parigi, ma non dimentichiamo che anche 2 giorni prima c'è stata una situazione analoga anche in Libano.
e noi abbiamo portato a testimonianza questi atti condannandoli severamente sotto ogni profilo, sotto qualsiasi forma. Noi condanniamo questa matrice di terrorismo. Infatti la prima cosa che abbiamo fatto, siamo andati a trovare il console onorario qui a Cagliari a dare le nostre condoglianze, di dire sì, siamo insieme nello stesso marasma che è quello del terrorismo che sta creando tanti problemi qui oggi, non solo in Medio Oriente ma anche in Europa. Noi condanniamo su tutte queste forme sotto tutti qualsiasi aspetti presenti. Infatti abbiamo vissuto un po' con attenzione, ma adesso siamo molto più sereni, molto più tranquilli, in quanto si è chiarita la questione e non è l'Islam che viene condannato o il musulmano che deve essere condannato. Questa è una forma di Islam politico, sottolineiamolo che è un Islam politico. Vuoi fare un augurio per la pace in arabo? Assalamu alaikum. Noi diciamo sempre in tutti i nostri saluti Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I love Sardegna, vou questionai dessa mostra de fumetos dessa Sardegna e de su mundo, che appusti dessa presentata feu sa cena e fina sa musica. Infatti siamo con i musicisti di questa serata che sono Khalil e Walid, che Khalil è marocchino e gli chiederemo che repertorio farete stasera. Sì, anzi vorrei dirvi che, infatti come diceva la nostra collega Tatua, quando vai in Marocco ti diranno sei italiano, quando vieni in Italia sei marocchino. Comunque quello, teniamo la nostra identità e cercheremo di contribuire alle nostre conoscenze culturali attraverso la musica, attraverso l'arte. Oggi è stata una giornata in cui abbiamo avuto l'opportunità di confronto, il dialogo e di cambiare la nostra musica, contribuire alla nostra musica alla mostra di Tatua e anche alle persone che vivono in Sardegna. È un grosso piacere. Cosa vorrei dire altro? La nostra musica è basata sulla musica andalusa, qualche pezzo tradizionale marocchina e anche qualcosa, cercheremo di fare qualcosa anche in diversi, anche musica italiana che a me mi tocca il cuore, insomma. Voglio dire, oggi è stata una giornata veramente meravigliosa di offrirvi questa opportunità. Grazie al comune di Semini, all'associazione, a tutti quelli che hanno contribuito a questo evento importante. Spero che non mi manca mai. Spero che non Walid, can you tell us something about your story, your music and your experience? Yeah, for me, I'm happy to be here with you today, and I just arrived here in Sardinia not for long. I for study informatics in the faculty of Cagliari, and my hobby is music, and I want to share my culture and via my music, traditional Moroccan music. And I love Sardinia. We too, thank you. Khalil, ci fai un saluto in arabo? Leila Saida. Leila Saida. Grazie. Vuoi dire felice notte, no? Buona serata.